Obiettivi diversi ma stessa voglia di riscatto. Trapani contro Agrigento per risalire. Amici di Sportisti Ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Giorgio Matranga e Castellammare Unitas Sciacca. Siamo nella quinta giornata del girone A di eccellenza siciliana. La battuta in mezzo da parte di Concialdi, colpo di testa di Secan fuori. Conclusione da fuori, provata da Mannino. Clima abbastanza sereno qui a Castellammare del Golfo, siamo nella provincia di Trapani. Messina da fuori, centrale per Di Salvo, rimessa laterale Castellammare con Musso, va dietro, Ganci scambia con Musso, Ganci si inserisce, spazi stretti sfruttati dal Castellammare, il tiro in diagonale di Mannino, va Messina a giro, Di Salvo in due tempi. Battuta lunga da Africano, di testa, prolungamento in mezzo, la rovesciata provata da Golino. Lanciato Ganci, il tiro su Di Salvo, è riuscito a calciare il classe 2004 che ci riprova. Africano, cross a rientrare, Secan spara la porta, ce l'ha sul destro, lascia tutto dietro Golino, la parata di Paula, grandissima chance. Vairaci, potente, basso, largo. Battuta la punizione con Di Mercurio. Pressato tantissimo da Ganci, fallo su Ba. C'è il giallo. E c'è il cartellino rosso per Concialdi, che era stato ammonito nel primo tempo. Di Mercurio, cambio di gioco, occhio al tocco di Milana che favorisce Iraci, debole per Di Paula. Lancio lungo, di testa Caiozzo, rischia un pochettino, pallone di Iraci, può scaricare. La conclusione di Paula in due tempi con il brivido, l'attacco di Sant'Angelo, ma c'era comunque fuori gioco. Pallone centrale, tutti su ad attaccare l'area avversaria per lo Sciacca. Messina al volo a mandarla via, Pizzolato, trattenuta, c'è fallo, cartellino rosso per Pizzolato. Castellammare che chiude in 10 anche lui. Charles King preferisce andare con il mancino, cross a rientrare di testa Iraci sul fondo. Di Salvo, lancio lungo, ma c'è il triplice fischio da parte dell'arbitro ufficiale, lo 0-0 del Matranga tra Castellammare e Unitas Sciacca.